Vuoi guidare tu? Dai, guida. Simone, nonna, dei caproni ti deve andare via perché se no non sei libero. Così prendi un po' di vacanze, se no sei sempre attaccato lì. Loro patiscono. Ma io ti do ragione, io volevo prendere solo 2 capre, 2. E allora? Però poi ho pensato, se ho 2 caproni posso lasciarli senza femmine, poi fanno la mia fine. E poi ne davi via uno e ne tenevi uno. Sì, ma poi fanno la mia fine. Tu dirai, un caprone è vecchio, l'altro è giovane, e quindi quello vecchio non patisce tanto, quello giovane sì. Lo giovane patisce. E io come sono? Sono come il caprone vecchio o quello giovane? No, tu ormai sei quello vecchio, se tieni solo lo vecchio, lo giovane lo dai via. Allora non patisco più neanch'io. E non patisci manco tu, Dio. Le cose si fanno a 20 anni. È finita. Hai trovato il ferro, nonna? Grande. Adesso posso tagliare l'erba. Il gallo canta. Vabbè, a parte i caproni, ti ho portato quella capra che non sta tanto bene, ci dai un po' di erba verde, cerchiamo di farla riprendere, così i piccoli non gli succhiano più latte più di tanto. Te l'ho appena portata, nonna. Sì, io ti guardo, stai tranquillo, Okay. a salvarmi. Brava. Galletto. Galletto. Ehi. Galletto. E là. E là. Ehi. Questa è la seconda storia che vi voglio raccontare, è quella del pastore Barbatino. Al mondo antico chiuso nel suo cuore, la gente del 2000 ormai non crede più. Con le pecore e un cane fedele, 2 amici sempre pronti, nei pascoli sui monti, a una spanna dal regno dei cieli, viveva felice così. O Barbatino, bom, bom, difendi bom, la tua libertà, la libertà, la libertà. O Barbatino, difendi la tua libertà, la libertà. Bom. Nonna, prima nell'erba ho visto un ragno argiope grosso così. Io quando vedo i ragni do i numeri.
Tu li dai sempre i numeri, anche senza ragno. Ah sì? Sì, sì.